Bene, buon pomeriggio a tutti, a chi ci sta seguendo appunto sui canali social e su YouTube. Ci troviamo al Teatro Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto. Devo dire, nel giorno in cui il concorso di violino, che è stato rilanciato alla grande, sta appunto osservando la giornata di silenzio prima della grande finale. Ecco, da questo palcoscenico creiamo un'occasione importante per fare un ragionamento, una riflessione, per sentire un po' l'aria che tira anche in questo mondo, nel nostro mondo, nel mondo della musica classica, alla luce anche di uno stop forzoso e prolungato di 2 anni. Come si riparte, in che modo ha senso ripartire, guardando soprattutto alle 2 emergenze che sono emerse in maniera drammatica durante la pandemia: la ricerca di un nuovo pubblico, nuove facce in platea, e soprattutto la fragilità, direi endemica, del lavoro musicale, così come si è manifestata durante questi 2 anni. Io vi do appunto il benvenuto, do il benvenuto agli ospiti che sono qui con me e che vi presenterò, ma prima di entrare appunto nel dettaglio di questa chiacchierata, di questa riflessione, vorrei dare la parola ad Antonella Uliana, che è l'assessore alla cultura del Comune di Vittorio Veneto, e successivamente a Valentina Colleselli, project manager del Comune di Vittorio Veneto, che hanno voluto fortemente questo momento di riflessione e che stanno cercando di portare Vittorio Veneto, città diciamo di confine, tra 2 confini, tra 2 province, Treviso e Belluno, ad essere una città della musica, una delle città della musica del Nord Italia, attraverso concorso corale, attraverso molte iniziative. A lei, Assessore, la parola. Grazie, un saluto a tutti. Sì, è vero, noi stiamo puntando molto sulla città della musica, perché la nostra città ha dato i natali a Lorenzo da Ponte, il celebre librettista di Mozart, e quindi attraverso Lorenzo da Ponte la nostra città è conosciuta in tutto il mondo. Quindi all'interno di una occasione così importante come quella di aver fatto ripartire su basi diverse il concorso di violino, perché è partito su basi internazionali, ci poteva stare benissimo, e abbiamo voluto molto questo momento di riflessione su quella che è la situazione della musica in Italia oggi, ma non soltanto della musica a seguito di quello che abbiamo vissuto, di questi terribili 2 anni di pandemia, ma anche come è strutturata tutta quella filiera, diciamo, che porta alla nascita, allo sviluppo, alla creazione di momenti artistici musicali importanti e anche alla formazione di giovani che poi diventeranno musicisti. L'obiettivo è proprio questo, quindi all'interno del concorso di violino, che domani vedrà la sua conclusione con la proclamazione del vincitore, un momento di riflessione con degli illustri ospiti. Un momento tra l'altro particolare anche, perché io vorrei ricordare a tutti che oggi è il 1° ottobre, e il 1° ottobre è il giorno in cui in tutto il mondo si celebra la potenza della musica, perché è la giornata internazionale della musica. La giornata internazionale della musica, che è altro rispetto alla festa della musica del 21 giugno, ed è un evento che è stato voluto nel 1975 dal Consiglio internazionale della musica, con l'obiettivo proprio di sottolineare quanto la musica ha un ruolo fondamentale per l'esistenza di ognuno di noi, e come la musica abbia un ruolo importante sia nella formazione dell'individuo, ma anche come abbia un ruolo importante nell'aspetto sociale, perché la musica è quel linguaggio che permette di colloquiare, di parlare, di mettere in relazioni culture diverse, perché è un linguaggio comprensibile senza l'utilizzo delle parole. E proprio in questa giornata si celebra la musica, si celebrano i musicisti e il ruolo appunto della musica di poter creare ponti, collegamenti e quindi di favorire anche la pace. Ed è quello che noi abbiamo voluto, è proprio il nostro obiettivo del nostro concorso internazionale di violino, che vedrà appunto domani su questo palco contendersi la palma del vincitore
a tre studenti musicisti di nazionalità diverse, la Francia, la Germania e l'Italia. Bene, grazie Assessore. E appunto adesso entriamo nei contenuti di questo pomeriggio con Valentina Colleselli. Grazie. Io sono il project manager del progetto Stimulart, che è un progetto europeo finanziato dal programma Interreg Central Europe, che il Comune di Vittorio Veneto ha voluto fortemente proprio in un'ottica di cooperazione internazionale che rientra in questa visione inclusiva e di visione ampia che anche il concorso di violino ha. Il progetto Stimulart nasce dalla volontà di alcune città di piccole e medie dimensioni di cooperare per far crescere quello che è il settore culturale e creativo e quindi far emergere le potenzialità che le città hanno di generare nuova economia e nuove occasioni anche di inclusione sociale, il vero motore per la rinascita e la crescita delle nostre città e della nostra cittadinanza. Quindi il progetto vede la partecipazione del comune sloveno di Kamnik, i due comuni tedeschi di Naumburg e Amberg, il comune appunto di Vittorio Veneto e Jászberény, che è una città collocata in Ungheria, vicino a Budapest. Intendiamo con questi eventi promossi all'interno del progetto favorire la conoscenza di quelle che sono anche le professioni culturali, in questo caso legate alla musica, che puntano alla qualità, alla professionalità e che devono ritrovare, soprattutto dopo questo periodo pandemico, la loro giusta collocazione, perché hanno un'importanza strategica non solo per favorire una nuova, visione collettiva e culturale d'insieme, ma anche veramente sono la base dell'identità delle nostre città, e per questo noi crediamo fortemente che siano connesse con tutto il tessuto educativo, produttivo locale, nonché con le politiche pubbliche che il Comune di Vittorio Veneto sposa. Quindi vi ringrazio molto per essere qui e vi auguro una buona serata. Bene, grazie a Valentina Colleselli, project manager. Poi se l'assessore Elena Donazzan, assessore all'istruzione della Regione, si collegherà e vorrà farci un saluto, noi siamo qui, mi fate appunto un cenno. Allora, entriamo nel vivo di questo pomeriggio. La chiacchierata parte proprio dalla 32esima edizione del concorso di Vittorio Veneto. Siamo in un luogo, questo è un teatro che è in qualche modo una vittoria della cultura sul business, perché qui volevano fare anche un supermercato. Nella storia di questo luogo c'è anche questo. L'ex Rossini ha rischiato seriamente 20 anni fa di diventare un supermercato, è stato salvato da un incontro tra il comune e una fondazione privata, la fondazione Cassamarca. Quindi questo è già un dato positivo. L'altro dato è la figura di Lorenzo da Ponte, potremmo dire la prima partita IVA ante litteram, uno che sapeva bene quanto fosse fragile il mestiere della musica e quanto ha saputo anche riconvertirsi e reinventarsi nel mercato musicale, appunto da librettista a appunto editore musicale, a primo lettore italiano, insomma, a New York, nel Nuovo Mondo. Ecco, l'osservatorio di oggi mira a capire un po' com'è la situazione e come tutti questi ospiti che rappresentano veramente i vari volti della musica, dal mondo appunto dell'esecuzione, del solismo, al mondo della critica musicale, al servizio pubblico, al conservatorio, al liceo musicale, come nel loro segmento stiano lavorando per cercare di colmare un gap che è un gap notevole, che è quello che divide l'Italia da molti altri paesi d'Europa, un gap che riguarda l'educazione, ma un gap che riguarda anche l'economia della musica. Ecco, qualche dato. Lo scenario ci dice che, è un dato AFAM del 2019, in Italia abbiamo 55 conservatori, 18 ex istituti musicali pareggiati, per una popolazione media di quasi 50.000 studenti, a fronte di 40 orchestre stabili e circa 7.500 docenti. Quello che ci viene da chiederci è tutti gli altri diplomati che fine fanno, dove vanno e soprattutto che lavoro fanno. L'altro dato
È un'indagine Istat un po' vecchia del 2018 che però ci rileva che solo il 9% della popolazione italiana dichiara di aver assistito ad almeno un concerto di musica classica nel corso di un anno. La pandemia ha abbattuto ulteriormente questi dati perché appunto nel 2020 il numero di lavoratori dello spettacolo che ha almeno una giornata retribuita è pari a 261.799 persone ed è sceso nel solo 2020 di quasi 70.000 unità, quindi meno 21%. In questa situazione, e cominciamo, vorrei salutare e ringraziare Paola Carruba, che è qui alla mia destra, che appunto rappresenta per il suo lungo cursus all'interno della RAI tutta una serie di figure che mescolano appunto la figura musicale, la figura appunto di risorse umane, poi c'è una laurea in psicologia, si è occupata di molti ambiti, dalla sovrintendenza all'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI per approdare alla direzione della radiofonia e adesso si occupa di progetti educational di divulgazione orientati, e qui arriviamo alla creazione di un nuovo pubblico. Ecco, la musica classica in Italia muove ancora, l'abbiamo visto, un mercato residuale. Come si sta muovendo il servizio pubblico e quali sono anche le iniziative interessanti nel panorama nazionale per lo sviluppo di un nuovo audience? Allora, io chiedo al maestro Antonello di avvicinarci quel microfono. Grazie. Sì, intanto buonasera a tutti. L'importanza della domanda e l'esigenza di essere molto sintetici mi sembrano veramente una missione difficile e piuttosto impegnativa. Ma insomma andiamo per ordine cercando di mettere diciamo a fuoco, se non altro, quali sono i problemi principali o secondo me quelli che devono essere le soluzioni. Noi viviamo un paese dove, lei lo accennava prima, la scuola non svolge il suo ruolo, quindi sostanzialmente diventa difficile immaginare che qualcuno si possa appassionare a contenuti che sostanzialmente non conosce, quindi se non conosco dei contenuti sarà difficile che si crei una domanda e che questa domanda possa avere un seguito. Il servizio pubblico fa il suo ruolo, ma lo fa con un tipico atteggiamento legato all'attività di broadcasting o di multimedia, quindi con un messaggio che arriva da un punto, che può essere una televisione, una radio, un computer, insomma adesso le cose si stanno evolvendo moltissimo, ma che arriva ad un pubblico che deve decidere di accendere, diciamo, e di sintonizzarsi e di seguire un contenuto. Ora, io credo che il problema in Italia sia talmente drammatico che sia molto complicato chiedere, poi sentiremo la collega di Radio 3 che insomma devo dire sono dei lodevolissimi professionisti straordinari che fanno veramente un lavoro di grande qualità e di grande presidio di contenuti che stanno un po' sempre meno a cuore delle persone. Ma in una situazione così drammatica non possiamo chiedere al servizio pubblico di sostituirsi a un'attività che ha necessità di tempi, di visioni e di sistemi molto, molto, molto complessi. Allora, come le vecchie zie, mi sento un po' come Greta Thunberg, mi viene che dovremmo fare la transizione artistica e musicale forse, e quindi questa necessità di come dire, ripetere un po' da vecchie zie davanti al camino quali sono secondo me le cose che servono, cioè serve veramente una grande attivazione di tutti gli operatori musicali in tutte le loro declinazioni con 3 focus importantissimi. Il primo, io contesto fortemente, sono una nemica giurata delle deportazioni dei bambini alle visioni delle opere liriche, perché credo che in una situazione del genere un avvicinamento di nuovo pubblico sia necessariamente legato ad un processo. Non posso immaginare come dire, un cambio di rotta affidato a degli eventi, per quanto qualitativi siano. E qui veniamo al secondo problema. Spesso e volentieri l'education nelle istituzioni è stata fatta un po' occhieggiando al mercato, allo sbigliettamento, al facile pubblico. Io credo che l'education musicale, come secondo, quindi la creazione di nuovi pubblici, abbia come necessità un presidio di qualità altissimo. Non dobbiamo mai abdicare a questo argomento. Il terzo, se voglio avvicinare dei nuovi pubblici, io devo essere rispettosissimo
caratteristiche cognitive, culturali, socio-economiche delle persone alle quali mi rivolgo. Non posso pensare di avvicinare al contenuto della musica classica o d'arte, come viene definita, allo stesso modo i bimbi di 8 anni, gli adolescenti o gli anziani. Io in Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, in una serie di iniziative che abbiamo e che sono poi, diciamo, il mantra operativo, empirico sul quale ho costruito queste idee, ho avuto centinaia di anziani che non avevano mai visto un concerto di una grande orchestra sinfonica dal vivo, e quindi con tutto quello che l'impatto emotivo può sviluppare. Ecco, credo che creare nuovi pubblici significa dare dignità e presidiare con estrema lucidità, chiarezza e costanza questi aspetti. Ecco, un'altra cosa a cui si accennava prima, durante la pandemia si è anche forse messo più a fuoco questo ragionamento, cioè creare un nuovo pubblico è un lavoro, non è un'occupazione residuale, e quindi è un processo che va in qualche modo guidato. E a proposito di questo, lei mi accennava ad un'esperienza interessante che sta proprio prendendo vita, mi pare, a Firenze. Sì, proprio oggi scadevano le domande per questo master che ha un titolo che sembra un titolo di un film della Vermeuller. Il succo è che formiamo dei giovani professionisti che siano in grado appunto di avere proprio come vocazione quella di avvicinare nuovi pubblici alla musica che a noi interessa. Sono un master di secondo livello, ma diciamo che vorrebbe essere da un lato un hub in cui si raccolgono le esperienze, sono tantissime in Italia, spesso e volentieri le istituzioni musicali in maniera assolutamente scomposta o comunque isolata fanno delle cose meravigliose di cui però non conoscono gli uni gli altri, e l'altra è quella di dare dignità di professionalità a quello che invece per troppo tempo anche le istituzioni musicali hanno trattato un po' come una professionalità, come dire, da mettere nelle pieghe delle stagioni dove c'è uno spazio libero per le prove, da far fare a chi ha meno a cuore gli aspetti artistici più pieni di un'istituzione musicale. Certo, faceva riferimento appunto a Paola Damiani, che salutiamo, che ci sta seguendo da remoto, e mi è piaciuta molto questa definizione di presidio di contenuti. Ecco, io a Paola Damiani, che appunto è curatrice di programmi, concerti, collaboratrice di associazioni musicali, ma soprattutto è curatrice di programmi per Rai 3, ricordiamo appunto le sue lezioni di musica, ma soprattutto insieme a Monica Donofrio e Stefano Rospi il programma serale Radio 3 Suite. Ecco, io chiederei a Paola Damiani proprio questo, come se ci racconta, come si cerca di costruire un contenuto radiofonico oggi, e se soprattutto la pandemia ha portato nuovi utenti, se è cambiato un po' l'identikit dell'ascoltatore del programma radiofonico di musica classica. Buonasera, intanto saluto tutti e ringrazio per questo invito. Mi sentite? Sì, bene. La qualità benissimo. audio è buona? Bene. Grazie. Allora, come è cambiato? Dunque, la pandemia ha cambiato tutto. È una situazione, ha cambiato molte cose, anche qui da noi. La cosa bella, va detta subito, che ad esempio per Radio 3 gli ascolti sono saliti durante la fase più acuta della pandemia, e immagino che anche la presenza musicale di musica colta, o come dico io, di musica necessaria, intendo a chiamarla così, musica di necessità, che nasce da una necessità espressiva, per gli ascoltatori insomma, si è rivelata comunque decisamente un forte interesse. Le difficoltà sono state enormi perché i concerti non c'erano, siamo riusciti ad andare, ad esempio Radio 3 Suite è andata dal vivo tutte le sere. E questo è stato difficile, ma insomma è molto interessante, ci ha insegnato un sacco di cose. Non è mai mancato il rapporto con gli ascoltatori che scrivono tantissimo. Io in tutti questi anni, sono 15 anni che curo Radio 3 Suite, ecco, io in realtà dal 2003 mi occupo solo, ho sempre lavorato a Radio 3, c'è stato un periodo in cui ho lavorato fuori, ma dal 2003 mi occupo solo di programmi musicali a Radio 3 e sono 15 anni appunto che insieme ai miei colleghi curo Radio 3 Suite, che ha compiuto 30 anni mercoledì scorso con una bellissima festa in Sala A,
dal vivo, dove c'erano molte persone anche giovani che suonavano, e non ho mai visto, qui da noi in teoria non cambia, nel senso qui a Radio 3 non cambia molto. Radio 3 è da sempre si ciba di musica e lavora con e per la musica. Siamo, e così tutti anche i direttori che si sono insomma avvicendati, e specie appunto anche il direttore che è subentrato da Marino Sinibaldi, la prima cosa che ha detto che l'impegno doveva essere per essere vicini ai giovani, e ai giovani strumentisti, che sono quelli che appunto hanno veramente molto sofferto in questo ultimo periodo. Tanto è vero che allora come cerchiamo di costruire un pubblico radiofonico? Quello di il pubblico offrire ad esempio concerti dal vivo, io trovo che sia una missione fondamentale, questo costosa, difficile, ma fondamentale. L'Italia è fatta di posti dove non sempre si può accedere appunto di tante città medio, piccole, grandi, che non sempre possono accedere appunto ai grandi concerti. Radio 3 senza canone, perché per la radio non c'è il canone, porta tutte le sere dal Metropolitan al Bayreuth, con le sue dirette, porta con il cartellone appunto di Radio 3, porta persone che a casa, come dire, i grandi concerti. Il pubblico, sì è vero, da un lato sappiamo che quel pubblico della musica classica è abbastanza avanti con l'età, però insomma abbiamo colto anche noi una serie di cambiamenti, ad esempio una straordinaria vitalità della musica da camera dei giovani, e questo stiamo cercando anche appunto di fotografarlo, di intercettarlo, e ad esempio questa sera io sono in ufficio e tra l'altro cercherò anche di essere breve proprio anche per questo, la trasmissione comincia fra poco, e questa sera tutti i venerdì sera ospitiamo con uno strano titolo, insomma, una sera in discoteca, visto che noi poi trasmettiamo musica dal vivo e non usiamo poco i dischi, invece un questionario, come dire, rivolto a un giovane strumentista che si racconta, ci offre la sua musica, che magari non è stata ancora incisa, e racconta se stesso. Questa sera abbiamo un'ora di spazio dedicato a un giovane violinista bravissimo, e questo accade tutti i venerdì, adesso d'ora in poi. Abbiamo programmi di concerti, appunto, che affiancano musicisti di generazioni diverse. Soltanto il 19 ottobre avremo Danilo Rossi, la prima viola dell'Orchestra della Scala, che insieme al Quartetto Adorno faranno un programma dalla sede di Milano con il pubblico. Cercheremo anche appunto di reintrodurre il pubblico. Speriamo molto di rifare le nostre feste, che ci hanno portato a grandi appunto incontri sempre molto felici con il pubblico. L'altra mia esperienza brevemente sono le lezioni di musica. Ecco, questo è una cosa che mi ha cambiato un po' la vita anche radiofonica, devo dire, perché ho imparato un sacco. Il mio contributo vuole essere un contributo di base, da una che tutti i giorni poi appunto taglia, cuce, incolla e monta programmi. Mi sono resa conto che hanno veramente il riscontro che hanno avuto le lezioni di musica in questo momento, insomma, ad esempio sono tra i programmi più scaricati nel podcast, nelle classifiche anche di iTunes. Le lezioni di musica coprono il bisogno di una fascia di età, che è quella della mia fascia di età, ma anche di qualche generazione, di molte generazioni un po' più giovani. I giovanissimi possono crescere musicalmente con molti mezzi, hanno molti mezzi a disposizione, ma c'è una fascia di età appunto, o varie generazioni, che a scuola, non avendo avuto, come dire, un'educazione musicale di base, con le lezioni di musica sono entrati in contatto dall'interno, diciamo, con un mondo che in effetti era molto lontano, e insomma mi ha dato solo sorprese e soddisfazioni. Meravigliosi gli autori delle lezioni di musica, tutti bravi, bravissimi, compositori che la spiegano dall'interno senza lasciare indietro nessuno, spiegando ogni termine con gli esempi dal vivo. Aiutano proprio una certa appunto fascia d'età che non ha un'educazione musicale di base a gustarsi appunto l'ascolto in un concerto, a non concepire appunto, a svincolarsi dai sottofondi, un'educazione all'ascolto e anche e soprattutto al suono del nostro tempo, della musica contemporanea, che è una cosa fondamentale anche lì del servizio pubblico. Certo. Bene, grazie a Paola Damiani intanto per la resistenza, perché in questi 2 anni in effetti Radio 3 Suite è stata una carezza per tante persone, anche musicisti, ma non solo, insomma, chiusi nelle proprie case. E grazie perché di fatto in questo senso il servizio pubblico un po' si sostituisce all'educazione che manca, perché le lezioni di musica questo sono, e hanno avuto il merito di avvicinare un pubblico molto eterogeneo alle cose della musica. E poi bellissima
no? Questa idea, questa finestra dei venerdì, che è una finestra preziosa per i giovani musicisti, per raccontarsi e per raccontare la propria musica. Rimaniamo in ambito informazione e divulgazione, la musica parlata che ha il senso veramente di legare, anche attraverso la passione con cui viene trasmessa al nuovo pubblico. Enrico Girardi, musicologo, docente all'Università Cattolica di Milano, prestigiosa firma del Corriere della Sera. Nella doppia veste di frequentatore assiduo dei teatri e appunto di cronista delle cose di musica, ma anche di docente, che aria tira in teatro e tra i giovani rispetto alla musica classica? Che sensazione ha lei? Buonasera a tutti innanzitutto. Ma dunque, stavo riflettendo anche sulle premesse da cui abbiamo mosso questa nostra conversazione, che sono, sì, ci sono dei dati oggettivi, si fa i conti, ma che penso che però vadano anche interpretati, nel senso che in fondo io non penso che sia un periodo così di crisi, soprattutto se lo paragoniamo a epoche precedenti, quando è vero c'era ancora, magari soprattutto nelle grandi città, quello zoccolo duro di una certa borghesia che era abituata, senza che la cosa fosse neanche messa in discussione, ad avere una sorta di istruzione musicale di un qualche tipo e quindi di crescere con l'idea che la musica facesse parte delle nostre vite esattamente come la lettura, esattamente come la pittura e non solo le forme d'arte, ma anche tutte le altre discipline con le quali si dà la formazione ai nostri. È vero, quindi questo zoccolo duro, si diceva anche prima, il pubblico della musica d'arte è un pubblico certamente che ha un'età media più alta di quello del pubblico di altre espressioni musicali, e questo è tutto vero. Allo stesso tempo, però, mi accorgo che il nostro paese è sempre capace di esprimere una vitalità, una fantasia, delle forme nuove nel creare, nel produrre, diciamo, spettacoli musicali di qualunque tipo, dalla grande rappresentazione operistica fino alla cosa anche più minuta, che è indice di una ricchezza. Insomma, noi dicevamo gli studenti del conservatorio sono così tanti, le orchestre sono poche. È vero, a Pechino, solo a Pechino, nelle classi di pianoforte sono più di 10.000 studenti. Quanti diventeranno un Lang Lang? Uno. E questo in fondo è sempre stato, non è che tutti quelli che si laureano in storia fanno gli storici o quelli che si laureano in matematica fanno i matematici, perché poi la vita ci porta altrove e segue dei percorsi che sono sempre molto difficili da immaginare precedentemente. Adesso non voglio dire che è tutto bello, è chiaro che i problemi ci sono. Io credo che sarebbe molto utile da parte delle istituzioni una capacità di fotografare un mondo che cambia rapidamente e che va sempre più veloce. E siccome sono interpellato ma che in questo cambiare velocemente, però è capace di esprimere un qualche cosa. Non so, faccio un esempio. Se noi guardiamo tutte le griglie ministeriali che servono per finanziare questo o quel ramo della produzione musicale, ci sono delle categorie che ormai sono affermate in Italia, di ensemble di musica strumentale italiana e per la musica contemporanea e per la musica rinascimentale barocca, che sono riconosciuti in tutto il mondo. Queste non ricevono un sostegno perché non sono dentro una griglia che risale ad anni in cui l'organizzazione della vita musicale era diversa da quella attuale. Dicevo, era per fare un esempio, ma torno al fatto del cambiamento veloce. Questo cambia anche il modo di rappresentare, di raccontare la musica. È chiaro, io mi sento sempre dire, ma i giornali lasciano sempre meno spazio, su internet, magari le versioni online degli stessi giornali, questo spazio c'è, però magari non è quello il primo che si trova quando uno entra in un sito
tutte cose vere, anche perché è un mondo che appunto nel suo andare veloce tante volte fatica a fermarsi, a riflettere un momento. D'altra parte però credo anche che ci possono sempre essere strumenti per una riflessione, diciamo, più approfondita. L'importante è avere una capacità nello scegliere di parlare di una cosa piuttosto che di un'altra, nell'andare magari qualche volta controcorrente rispetto a quelli che sono degli avvenimenti che hanno alle spalle una forte pressione, un grande marketing, e sono quelli che si devono a tutti i costi, quelli che diventano i famigerati eventi, parola insopportabile che è propria però del nostro mondo mediatico. E cercare di raccontare questa varietà, che poi è la stessa per cui tanti musicisti italiani, per esempio, vincono concorsi in orchestre prestigiosissime in Europa, con una media che è superiore a quelli di altri paesi in cui magari, penso innanzitutto alla Germania, la vita musicale è organizzata in maniera più sistematica, l'educazione musicale, non esiste scuola in cui non ci sia anche la parte musicale nell'elemento formativo. Ecco, questi sono diciamo, i compiti. Dal mio punto di vista, di avere la fortuna di avere a che fare ogni anno con tanti ragazzi, da qualche tempo mi occupo anche come direttore artistico e didattico della formazione dei giovani che vincono per esempio il concorso di Spoleto, che è il principale concorso per le voci in Italia. Mi rendo conto che c'è una curiosità, un'apertura, una disponibilità che sono la cosa che nella mia vita professionale mi danno ancora più soddisfazione che avere, che ne so, quelle che una volta si chiamavano le 9 colonne, che ormai è una chimera, perché se sono 3 è già da brindare con uno dei vini. Con un prosecco, ecco, e ne approfittiamo per salutare anche Stefano Zanette, il presidente del Consorzio finisco dicendo certo che dobbiamo stare attenti nel rappresentare la realtà, che molto spesso usiamo dei cliché per cui i giovani fanno i giovani così, i giovani cosà, non è vero, i giovani hanno una ricchezza dentro, proprio perché viviamo in un mondo veloce, un bisogno, una necessità di mettere dei punti fermi che sono una risorsa enorme per il nostro Paese. Bene, grazie Enrico Girardi, ma poi torneremo anche su questo, perché effettivamente la vitalità è dimostrata anche da occasioni come appunto il concorso di violino, la vitalità, il talento, la voglia di emergere, le idee. Forse ecco, le istituzioni dovrebbero garantire anche qualche ammortizzatore, qualche paracadute a questa vitalità, che poi genera un mondo prevalentemente di liberi professionisti, di partite IVA, con il bello e il brutto della situazione. Ma prima di arrivare a parlare del concorso di violino, visto che stiamo parlando un po' di formazione e di educazione, io alla mia destra ho Roberto Antonello, direttore del Conservatorio Arrigo Pedrollo di Vicenza, organista, concertista, direttore del Festival Organistico Internazionale, e vicino a lui Paolo Troncon, già direttore del Conservatorio di Musica Agostino Steffani, già presidente della Consulta dei Direttori. Insomma, il Conservatorio, l'abbiamo detto, è appunto un'istituzione molto presente sul territorio nazionale, genera numeri importanti. È vero che un'analisi semplicemente oggettiva dei dati è parziale, però è anche vero che il problema dello sbocco lavorativo voi ve lo ponete, e ve lo ponete, immagino, sempre di più, cercando anche di sviluppare situazioni, diciamo, intermedie tra lo studio e il lavoro grazie agli uffici di produzione. Ecco, che cosa stanno facendo su questo fronte i conservatori, che, apro e chiudo una parentesi, nella pandemia non si sono mai fermati, soprattutto nel Veneto sono stati molto veloci a cercare di mettere tutto sulle piattaforme online. Ecco, maestro Antonello. Sì, allora buonasera a tutti intanto da parte mia. Sì, i conservatori non si sono mai fermati durante la pandemia.
E hanno cercato però appunto di mantenere un contatto con il pubblico che non poteva però essere un contatto in presenza. Cioè la grossa differenza è lo spettacolo dal vivo con il pubblico presente rispetto a un pubblico che fruisce dell'evento musicale, del fatto musicale, con modalità che sono diverse. Noi per esempio, ma anche molti altri conservatori, abbiamo puntato sulla registrazione dei concerti audio-video che venivano poi collocati nel canale del conservatorio, e questo ha rappresentato una forte motivazione sia per i docenti che per gli studenti in un'epoca in cui suonare di fronte a qualcuno era impossibile. Questo naturalmente ha avuto un riscontro anche in termini di visibilità. Per esempio il canale del nostro conservatorio nell'arco degli ultimi 10 mesi ha avuto un incremento di iscritti del 53%, che è un risultato notevole, la dice anche quello che è il bisogno musicale da parte del pubblico, ma c'è anche un bisogno di esprimersi da parte di chi studia. Allora, visto che il punto di partenza era proprio il discorso della musica classica, i conservatori sono il luogo della formazione classica per eccellenza, viene da chiedersi: ma i conservatori sono pronti, sono aperti a queste rapide evoluzioni della società, dei bisogni che ci sono? Beh, devo dire che in generale è stato fatto un grosso lavoro di allargamento, soprattutto a generi diversi negli ultimi 20 anni: jazz, pop, musica elettronica. Questo sparso su tutto il territorio nazionale. C'è stata anche un'attenzione a quelle che sono le musiche tradizionali, per esempio, quindi non solo la musica classica in sé. La domanda è: questo è sufficiente o noi come formatori possiamo fare ancora qualcosa di più? Cosa possiamo proporre come offerta formativa a chi decide di studiare uno strumento classico? Beh, da questo punto di vista direi che gli istituti possono fare molto, perché per esempio possono dare la possibilità di declinare il proprio percorso di studi secondo quelle che sono le attitudini e gli interessi degli studenti, andando così a creare la possibilità di coltivare dei settori apparentemente di nicchia, che in realtà poi sconfinano anche in territori inesplorati e che possono, auspicabilmente, favorire anche l'autoimprenditorialità degli studenti. Ecco, questo è un passo secondo me nuovo che i conservatori dovrebbero fare. Lo si fa per esempio, se parliamo di uno strumento classico, affiancandogli lo studio di uno strumento storico, territori già molto esplorati ma non ancora alla portata di tutti. Basti pensare che se un pianoforte può essere studiato un po' dappertutto, mi chiedo dove uno potrebbe studiare la viola da gamba e il liuto, tanto per fare due esempi. Li si può declinare verso lo strumento moderno, quindi non so, violino jazz, il sassofono jazz per esempio. Quindi affiancare o la tromba jazz, per cui la tromba la si può declinare sul versante tromba barocca piuttosto che tromba jazz, e le applicazioni anche nel pop. Questi possono essere dei suggerimenti e comunque dei percorsi trasversali che gli istituti di alta formazione già possono fare. Però c'è una cosa secondo me che va coltivata, ed è un po' un'attenzione a quello che sono magari gli studenti stessi a proporre. Parlo della mia esperienza a Vicenza, io ho degli studenti che si sono inventati delle formazioni musicali, si sono inventati dei repertori, si sono inventati attraverso lo studio della musica classica una rivisitazione di repertori di musica leggera, musica pop, con ottima soddisfazione personale, e che, speriamo chiuda questa parentesi della pandemia, avrà sicuramente delle prospettive anche per il futuro. Non sono casi isolati, sono casi reali. In questo senso noi possiamo offrire delle finestre, degli spazi, delle occasioni di visibilità. Non siamo però un'agenzia di collocamento, come è stato detto prima, così come non lo è l'università. Non tutti quelli laureati trovano poi lo sbocco nello stesso
settore dove si sono laureati. Però è innegabile che una formazione trasversale apra molti più spazi di quelli che può avere la sola formazione intesa nel senso più classico del termine. Certo, maestro Antonello, la ringrazio. Ecco, io facevo più riferimento forse, e appunto qui passerei la parola a Paolo Troncon, al ruolo ponte che i conservatori possono avere, ad esempio, nei confronti delle orchestre. In Veneto, che non è certo una regione che soffre la penuria di conservatori, ne abbiamo 7. A Treviso, curiosamente, non è appunto nel capoluogo, ma insomma è a Castelfranco. Si sono tentati esperimenti di questo tipo, cioè c'era un progetto con la Regione Veneto di creare una filiera tra i conservatori e le orchestre, le fondazioni, quindi penso alla Fenice, penso all'Arena di Verona. A Castelfranco c'è stato questo progetto per la formazione di un'orchestra giovanile a fianco dell'Orchestra Filarmonia Veneta. Ecco, c'è anche un ufficio di produzione che funziona bene a livello di conservatori veneti, ma a livello appunto di retribuzione, questi ragazzi hanno sostegno, come per esempio succede in altri luoghi, a Basilea, un organista alla Schola Cantorum tutte le domeniche suona e si mantiene agli studi. Sì, allora buonasera a tutti. Mi poni una domanda però, perché qui non è solamente un problema concettuale, ma diventa anche fiscale, nel senso che è evidente che i conservatori, tutti in Italia, nel Veneto, diciamo anche in particolare, producono moltissimo, cioè gli eventi, ecco, brutta parola, insomma, i concerti che organizzano sono numerosissimi. È evidente che se questi concerti, spesso di qualità elevata, sono a costo zero, si crea poi un cortocircuito con il mondo invece della produzione musicale, quindi molto spesso ci sono stati dei rapporti un po' tesi tra i teatri e gli istituti di formazione per questo motivo. Io penso che è giusto che i conservatori facciano la produzione, però non deve essere un rapporto conflittuale. Però non siamo ancora riusciti a trovare lo sposalizio ideale. Volevo dire in generale che io concordo con il professor Girardi sul fatto che non sono così negativo su... Se noi guardiamo la storia rispetto a 20-30 anni fa, possiamo vedere che ci sono... ecco, la RAI per esempio fa dei programmi assolutamente importanti per la divulgazione, che i conservatori fanno un ruolo informativo, divulgativo, non solo professionale, veramente poderoso, sono praticamente raddoppiati come numero, il numero dei diplomati rispetto a 30 anni fa è quasi raddoppiato, forse il problema c'è che c'è una una domanda che eccede la richiesta. Ecco, e poi ci sono dei problemi che sono tipici della nostra nazione. Siamo un popolo estremamente creativo, e questo diciamo è la nostra forza, ma non riusciamo poi a concretizzare questa creatività in una potenzialità come avviene in altri paesi molto meno creativi di noi. E qui è fondamentale capire innanzitutto che quando si parla di musica dobbiamo usare il plurale. Quando la stessa musica classica o musica d'arte, vabbè, insomma, sono stati catalogati 1100 generi musicali. C'è un computer, perché adesso c'è l'intelligenza artificiale, che ha fatto tutto un catalogo di tutta la produzione mondiale. Ecco, allora, quando parliamo di musica, a che genere ci riferiamo? Allora, c'è un problema che la nostra società fluida, no? Va compresa per capire anche la situazione in cui un giovane studente che vuole entrare nel mondo di lavoro si trova oggi. E solamente riuscendo a capire questa situazione, noi come enti di formazione riusciamo ad essere incisivi. Poi c'è un problema in Italia dovuto al fatto che ogni 2 anni di media cambia il ministro. Molto spesso il ministro successivo fa l'opposto del ministro precedente, ma ci sono alcuni processi che hanno bisogno oltre ad una progettazione anticipata, hanno bisogno di tempo per la realizzazione. E poi la sedimentazione di processi culturali non è semplicemente un problema di tipo legislativo, che in Italia c'è, ma c'è un problema anche di sedimentazione culturale. Per esempio, nella storia dei conservatori avviene ogni 50 anni di media una riforma. Se prendiamo dall'Unità d'Italia ad oggi, 50-60 anni, ci vuole proprio il tempo perché venga sedimentato. I conservatori hanno avuto una riforma 20 anni fa e ancora non è
non è ancora stata completamente capita. Quindi è un insieme di cose, riuscire a mettere insieme, avere la capacità di sintesi, che spesso manca, la capacità di creare, lavorare insieme, questa sarà la strada per uscire, capire anche le esigenze di questo nuovo pubblico, che chiaramente se è un pubblico giovanile c'è la questione della tecnologia che non può essere assolutamente, perché le modalità di ascolto, io per esempio oggi sono andato in bicicletta e ho ascoltato la musica con gli occhiali, cioè, mi sono messo gli occhiali e la Bose fa questi occhiali che si sente benissimo e quindi io senza mani, senza niente, gli dici Siri mettimi la quinta di Beethoven, tu senti con gli occhiali. Quindi per dire, la tecnologia offre delle possibilità di avvicinamento alla musica incredibili, il problema è che manca la capacità di comprendere e quindi questo è il lavoro che sta meritoriamente facendo la RAI, perché anch'io seguo molti programmi molto fatti bene, che i conservatori fanno, ma non dimentichiamo che non ci sono mica solo i conservatori, c'è un diffusissimo numero di scuole medie di indirizzo, ci sono i licei musicali, quindi la situazione rispetto a 20 anni fa è molto migliorata, perché è dal 1990 che sono esplose tutte le SMIM, i licei musicali 2010, quindi è una situazione non affatto così negativa, se si sa capire i punti di forza. Bene, e appunto parliamo anche di questi corpi intermedi che sono i licei musicali. La loro funzione e il loro ruolo è fondamentale appunto in questo processo questo gap che noi dobbiamo un po' colmare, che è quello dell'educazione musicale. Allora ne parliamo con Stefano Daros, che è dirigente scolastico e musicista, che tra l'altro insomma a Vittorio Veneto ha coordinato e presidiato anche la tradizione musicale dei due grandi concorsi, cioè quello di violino e quello corale, e che appunto nella avventura dei licei musicali ha messo le mani veramente in maniera da protagonista nella cabina di regia. Ecco, com'è la realtà oggi dei licei musicali, che sono molto, molto scelti anche dalle famiglie e dagli studenti? Sì, mi unisco alle voci positive perché per natura sono portato a guardare il bicchiere mezzo pieno e agganciando anche il profilo o l'escursus storico, stavo pensando adesso, io negli anni 70 ho fatto le scuole medie con un'ora di educazione musicale. Subito dopo c'è stato l'ordinamento che ha portato a 2 ore obbligatorie in prima, in seconda e in terza, e in quegli anni 80 e 90 insegnavano a scuola media docenti di formazione variegata e potevamo avere anche, non per loro colpa, docenti che erano magari degli ottimi strumentisti, ma che a fianco al corso principale di strumento non avevano basi culturali perché potevano aver fatto un esame orale di armonia, un esame di storia della musica che si fanno con una gran studiata per superare la licenza e poi si punta al diploma. Grazie alla riforma dei conservatori oggi abbiamo docenti laureati, hanno diploma di primo livello o di secondo livello, che a fianco al percorso strumentale hanno un bagaglio culturale di competenze trasversali, estetiche, tecnologiche, soprattutto pedagogiche, metodologiche. Quindi progressivamente la scuola ha fatto passi in avanti. Come è stato accennato, nel 2010, nel riordinare l'istruzione secondaria di secondo grado, il Ministero ha equiparato, ha dato pari dignità agli istituti professionali, agli istituti tecnici e ai licei e ha introdotto alcuni licei, ha convertito quello che era l'istituto d'arte in liceo artistico e ha creato il liceo musicale che prima non esisteva. I primi diplomati, i primi maturi li abbiamo avuti nel 2005, quindi siamo solo a 5-6 anni di diplomati. Le statistiche, anche soprattutto quelle ministeriali, perché con la cabina di regia abbiamo fatto alcuni monitoraggi a cadenza biennale,
ci dicono che circa il 55-60% dei ragazzi che si diploma al liceo va in conservatorio. Per le 2/5 che sono uscite nel mio liceo, questa media è vicina all'80%. E abbiamo ragazzi veramente capaci, talentuosi, interessati, che hanno la musica come collante. È difficile pensare che chi frequenta il liceo classico faccia squadra, faccia corpo attorno a una versione di Greco. I ragazzi che fanno musica nel liceo musicale, anche per la presenza opportuna di una disciplina che è laboratorio di musica d'insieme, 2 ore alla settimana nel biennio e 3 ore alla settimana nel triennio suonano insieme, fanno un'esperienza dal primo anno al quinto anno di musica d'insieme, questo è molto importante. Il curriculum è composto da ovviamente uno strumento principale, è stato inserito un secondo strumento che quasi sempre si inizia da zero, che poi viene lasciato in quarta, e in quinta ci si concentra con il primo, che è lo strumento con il quale si fa la seconda prova di maturità. Ma sono 2 ore di storia della musica per l'intero quinquennio, teoria, analisi e composizione 3 ore alla settimana per un quinquennio, tecnologie musicali dove ci sono le basi della fisica acustica, degli aspetti tecnologici e quindi hardware, software per la musica. E quindi questa è una grossa opportunità. Chiudo questa prima osservazione agganciandomi anche a quanto detto dal direttore Antonello. I ragazzi ci sorprendono e hanno potenzialità e creatività. Noi ci siamo inventati un appuntamento mensile chiamato 10 in musica, che potrebbe essere letto in 2 modi. 10 in quanto voto, in quanto eccellenza nella musica, ma anche perché abbiamo scelto di proporre un concerto ogni 10 del mese, che cada di lunedì, di domenica o di sabato, è diventato un appuntamento, e questi ragazzi avevano la possibilità di esibirsi e di fare esperienza. Una parentesi prima di chiudere. C'è stato un dibattito negli anni 2008-2009 a livello ministeriale, prima di approdare alla costituzione del liceo musicale. C'era chi aveva una linea più culturale, quindi un liceo vero e proprio, chi pensava a questo percorso come un percorso professionalizzante, quasi un istituto professionale per la musica. Credo che sia stata trovata una buona sintesi, perché al liceo musicale si fa cultura, perché io ricordo sempre ai ragazzi, in primis liceo, l'appellativo è musicale, però fanno 12 ore alla settimana di musica in tutte queste materie. Dicevo, a proposito della creatività, di loro iniziativa hanno creato gruppi jazz, un complesso di tango, musica etnica, un gruppo di percussioni, di loro iniziativa, e il docente ha solo coordinato e messo un po' di benzina e competenza. Con la pandemia noi non possiamo più fare questa cosa all'interno. Siccome ho dato l'input ai genitori di creare un'associazione per non disperdere i diplomati, perché una volta sono diplomati non sono più nostri, hanno creato un'associazione e ho detto loro: noi non siamo più in grado di fare internamente. Non si preoccupi, facciamo noi. Sono andati in comune, hanno prenotato sale. Il 10 ottobre l'associazione dei genitori fa suonare i ragazzi in teatro. Quindi la sinergia nel territorio, ragazzi, famiglie, comune, associazioni, è un volano, e questo è nell'ottica dell'autonomia scolastica, la scuola nel territorio, ma che ha anche e deve avere attenzione
quello che noi chiamiamo nei vari tavoli di lavoro, ci stiamo lavorando da anni, il curriculum verticale, perché prima del liceo ci sono le scuole medie in indirizzo musicale e dopo ci sono i conservatori. Insomma, l'humus è fertile, quindi la notizia è che usciamo da questa tavola rotonda dicendo no, la crisi non c'è, anzi c'è un tasso di vitalità sempre alto. Quello che io personalmente però appunto registro come osservatore anche esterno è sempre un po' questa fragilità endemica, perché è vero che tutti si inventano cose, che i direttori di conservatorio danno la possibilità di fare violino jazz, però è vero che si rimane degli intermittenti, dei lavoratori intermittenti. Quindi il grosso passo è poi dalle buone intuizioni, dal talento, come questo talento possa essere strutturato in un lavoro che ti consenta di accenderti un mutuo, di vivere di questo. E per questo, anche per questo, esistono i concorsi, quelli che funzionano, perché un po' di visibilità e un po' di soldi, diciamo, non diciamola anche questa parola, te li danno se hai valore, se ti confronti con una giuria insomma importante. Ecco, Francesco De Angelis, che ha una storia bella rispetto a Vittorio Veneto, giovane violinista talentuoso, arriva qui insomma nel più prestigioso e più antico concorso italiano di violino, lo vince, poi parte per la sua vita, diventa concertmeister, primo violino alla Scala, musicista e così, e ritorna dopo tanti anni a salvarlo un po' anche questo concorso, o comunque a riattivarlo, dandogli una veste europea, dando nuovi stimoli. Come ha ripensato a questo violino e che cosa era importante secondo lei fare in questo concorso? Sì, io sono cresciuto con il concorso, quindi ho un'affezione particolare e mi sono sempre chiesto durante gli anni di formazione strumentale appunto come mai fosse uno dei pochi concorsi in Italia nazionali. Cioè, la mia domanda, a volte mi hanno rivolto in questo periodo, come mai hai aperto la Comunità Europea? Io mi sono sempre chiesto il contrario, perché non fosse già così. Quindi ho voluto portare un po' la mia esperienza anche di studio, perché io ho studiato con un professore ungherese molto famoso, vabbè, ho studiato in Svizzera, ma l'ho seguito in Francia, in Germania, facendo orchestra con lui, facendo anche lezione nei luoghi in cui si trovava in quei frangenti, in Olanda, in Francia. Tutto questo dai molto giovane, dai 14 ai 18 anni, insomma. Poi dopo evidentemente nei ritagli di tempo tornavo a casa per poi completare gli studi e soprattutto il diploma italiano di strumento, perché quello poi sarebbe stato fondamentale per approdare ai concorsi internazionali d'orchestra. Anche questo non è che alla Scala dove lavoro io fanno un concorso per gli italiani, è sempre un discorso aperto. Ecco, sì. E quindi sì. abbiamo deciso di aprire all'Europa e questa è la prima grande novità, nel senso che poi appunto è cambiata proprio la platea. Ha avuto successo l'operazione, sono arrivati molti studenti. Devo dire che tutti i concorsi che hanno riaperto nel post pandemia hanno avuto un numero di iscritti altissimo. Questo è un bene e testimonia anche il bisogno, no, di rimettersi in pista e di rilanciarsi. E poi insomma la finale con l'orchestra quest'anno, insomma ci racconti un po' cosa succede domani? Abbiamo io ho avuto l'Accademia della Scala, insomma sì, abbiamo... Ho portato un po' un po' di Milano qui, in quanto la mia realtà, diciamo, principale è lì, e grazie alla collaborazione del sovrintendente Dominique Meyer ho avuto subito una carta importante da giocare, cioè questa della possibilità di avere un po' di scala qui a Vittorio Veneto. Ma non solo, il patrocinio, un eventuale concerto per il vincitore in teatro, quindi mi sento a casa, anche se non sono momentaneamente lì. Il concorso si è svolto magnificamente, sono sorretto e aiutato da una fantastica giuria. Ho la mia collega e grande solista
Silvia Marcovici di origine rumena, che è qui a dare il suo enorme contributo. È una violinista che ha suonato con tutti i più grandi direttori d'orchestra del mondo. È inutile fare l'elenco perché il mio amico direttore, che spesso viene alla Scala a dirigere, David Coleman, londinese, che veramente si è prestato per l'operazione in maniera aperta, spontanea, proprio per l'amore per la musica e per l'intesa che noi abbiamo sul palcoscenico quando lui dirige e io faccio i miei soli. Ci diciamo sempre alla fine delle recite che non abbiamo bisogno di guardarci o di lavorare in camerino prima il passaggio piuttosto che l'altro, perché abbiamo un'intesa quasi paranormale, direi, nel trovare il giusto slancio alle note che poi dovrò eseguire. Quindi Ernesto Schiavi, che è ex mio collega all'orchestra, attuale direttore artistico della RAI, che ha un'esperienza anche in fatto di giovani violinisti veramente impressionante, quindi lui stesso violinista, quindi nessuno meglio di lui può individuare un'idea di percorso futuro per i giovani che qui vengono a competere. Devo ringraziare il mio collega qui di fianco a me, Stefano Daros, perché è il mio concertmeister per eccellenza, ma diciamo che il ruolo si scambia di continuo, quindi veramente una spalla fondamentale, molto più che fondamentale. Ecco, diciamo che state realizzando una cosa bella, dimostrando che una città tutto sommato a dimensioni piccole può essere il luogo giusto per pensare, per concentrare un concorso interessante, nuovo, con sviluppi importanti. Cioè, abbiamo sentito parlare di un concerto premio in Scala, abbiamo sentito parlare insomma di Orecchie Rai che ascoltano questi ragazzi che poi possono offrire nuove possibilità, e quindi chiaramente abbiamo fatto un salto di livello importante, sì. di questo la ringraziamo molto. Prego. Se posso aggiungere il salto di livello, se così vogliamo dire, è possibile perché la città di Vittorio Veneto lo vuole, questo è molto importante, e ci crede fortemente. Noi abbiamo parlato di crisi nelle sale da parte dei giovani, mentre il numero dei giovani in conservatorio è altissimo, quindi c'è qualche passaggio che manca. Io credo che la musica colta, così come lo vogliamo chiamare, debba essere un qualcosa che si deve fare. Non si può pretendere che un ragazzo abbia voglia di studiare 5 ore lo strumento o la vita di Mendelssohn. Voglio dire, è più interessante andare al cinema per un giovane piuttosto che come studiare la storia, la geografia, la letteratura, le scienze. Sono delle cose che hanno bisogno di tantissimo tempo per la formazione e per gustare poi quello che queste materie restituiscono a chi ci lavora su. Per apprezzare una Aida bisogna sentirla 10 volte, andare 10 volte magari a Verona, una volta a Milano e altrove. Non si può pretendere che un ragazzo si sveglia al mattino e dice adesso vado a sentire l'Aida, ma cos'è? Però voi su questo avete fatto una cosa molto bella secondo me quest'anno, avete mandato i semifinalisti nelle scuole di Vittorio Veneto. Io credo che un ragazzo che vede un ragazzo, che si identifica anche nel suo modo di vestire, di approcciare, in come parla, e che ne percepisce la passione, vale più di 10 concerti secondo me, di partiture magari lasciate lì per ore con dei limiti di concentrazione che conosciamo, e questa secondo me è una cosa meritoria che avete fatto, molto interessante. Assolutamente, quello che è mancato da me da giovanissimo era la possibilità di esibirmi. Io ho sempre sofferto un po' il palcoscenico, anche quando sono venuto
a Vittorio Veneto a fare la finale, come anche ho raccontato in un'intervista, non volevo entrare, cioè avevo paura, perché non è che uno è vigliacco, ha paura, ha anche studiato tutta l'estate, ecco. È proprio il palcoscenico, il fatto della situazione che è una cosa drammatica. Che agghiaccia. Esatto, quindi è il famoso track. Quindi i nostri idoli che vediamo magari dal conservatorio come dei mostri irraggiungibili, sono delle persone, perché io conosco i dialoghi dei ragazzi in conservatorio che non hanno neanche magari stimolo in qualche modo di andare a sentire il concerto di grande solista, perché lo reputano un elemento alieno, no? Come se... Troppo al di fuori. Esatto, il solista si crea da piccolo, e quando infatti ottima l'iniziativa di questo 10 in musica, perché se c'è un talento dopo avrà la possibilità di esprimersi, altrimenti non ce la fa. Quindi il palcoscenico per un bambino è fondamentale. Facciamo concerti il più possibile, apriamo le sale ai giovani, perché un biglietto per andare a sentire Riepin o Vengerov o altri grandi solisti costa 200-250 euro. Un ragazzo magari non ce l'ha al momento. Sì, anche se i teatri, insomma, in questo senso devo dire che stanno dimostrando sempre più apertura con prezzi politici e insomma, stanno anche incoraggiando. E ecco, allora noi siamo quasi giunti alla fine. Dico quasi perché poi è vero che tra le cose nuove che vengono sperimentate in un mercato che ha sempre bisogno di sostegno, che è quello della musica, che si stanno sperimentando con successo, sono questi incontri tra il cosiddetto pubblico e il cosiddetto privato. E qui arrivo a Stefano Zanette, presidente del Consorzio di tutela del Prosecco DOC. Il Prosecco DOC è il grande motore economico di questo territorio, non è l'unico, ma è uno dei più importanti. E il Prosecco, voglio dire, se volesse avere un ritorno immediato di immagine, potrebbe tranquillamente investire nello sport, nelle polisportive, insomma cose che si sanno, oppure anche magari in qualche bella sagra di fine autunno, che sicuramente ha un ritorno maggiore. Però il Consorzio da un po' di anni non soltanto sostiene le attività del teatro e ci mette tanti soldi, ma sostiene anche il concorso di Vittorio Veneto mi pare un paio d'anni, sicuramente da quest'anno in maniera importante. Ecco, la domanda potrebbe essere perché, chi ve lo fa fare, perché poi il ritorno al momento è minimo. Però voi ci credete molto in questa cosa, soprattutto in questo territorio. Sì, buonasera e chiedo scusa per il mio ritardo, che non è mia consuetudine, purtroppo oggi l'ho fatto, chiedo scusa per rispetto per tutti quanti. Perché lo facciamo? Io credo che il Prosecco in questo momento qui è un territorio, innanzitutto dobbiamo ricordarlo, ma questo territorio che dà il nome a questo vino è diventato qualche cosa di importante, che è uscito al di fuori dal nostro areale, e è diventato, chiamiamolo come si dice adesso, un brand di livello internazionale. Quindi, come dice lei, perché fare una cosa all'interno del territorio, eccetera? Perché io credo che sia come una sorta di mecenatismo, come veniva fatto una volta. Noi abbiamo una grande fortuna avuto, perché è fuori di ogni dubbio che è stato creato qualche cosa in questo territorio, una storia vecchia, ma che adesso ha avuto appunto questo diciamo successo a livello internazionale, che questo territorio, secondo me e secondo chi fa parte del Consiglio dell'amministrazione, ha il dovere, fra virgolette, di ritornare parte di questo successo alla terra d'origine. Quindi se da un lato, ma non è una cosa che ci ho mai pensato, se da un lato può venire visto come
così, in un modo che può sminuire questa partecipazione, di dire ma perché questi soldi non li avete investiti in qualche cos'altro? Non è questo il motivo. Era una provocazione, sì, ovviamente. Noi siamo ben lieti che voi li abbiate investiti, anzi se continuate ma stiamo facendo anche tante altre cose, ma credo che questo ritorno al territorio sia una cosa doverosa. Noi abbiamo, ripeto, avuto questa realtà che viene dalla nostra terra e che rappresenta anche tante migliaia di famiglie, ha avuto un qualche cosa in mano che è stato creato, la fortuna si sa che bisogna anche aiutarla, non è che cada così dal cielo, e quindi questo senso di responsabilità verso quello che è la cultura, la storia di un'area, fa parte di uno dei nostri doveri, anche se poi dal punto di vista promozionale, commerciale, magari non è la cosa più centrata, ma come ripeto, non è questo il motivo. Qui il piacere è mio personale, ma anche di tutto il Consiglio di amministrazione, di aver potuto dare un contributo importante perché possa riprendere questo importante concorso, che è un concorso che è molto vecchio, diciamolo, come lo stesso contributo lo stiamo dando e si verrà a sapere anche nel concorso corale, che è un concorso corale che è, mi dicono, il più vecchio in Italia come duratura. Tra l'altro, dicevo all'assessore Uliana, perché mi sono fatto anche un senso di colpa, dico, ma perché Stefano, come presidente del consorzio, è così attento a quelle che sono le attività di Vittorio Veneto? Perché noi siamo un consorzio che comunque rappresenta 9 province. Perché Vittorio Veneto, caspita, ho riflettuto un attimo, perché Vittorio Veneto è una cittadina che dal punto di vista culturale sta veramente dando tantissimo, e non da oggi perché c'è il Prosecco che sta dando una mano, ma oggi il Prosecco è intervenuto per dare un nuovo abbrivio a questi concorsi, ma perché la città di Vittorio Veneto è una città che è veramente storicamente inserita nella storia e nella cultura, partendo anche da questo nome del Teatro da Ponte. Quindi il grande onore per noi è quello di aver contribuito, di aver dato la possibilità, e ho sentito tutti quelli che mi hanno preceduto che parlano di giovani, di questo inserimento, di dare la possibilità che questa passione possa diventare anche uno sbocco, chiamiamolo anche lavorativo, che possa diventare qualcosa di importante per questi giovani artisti. Ecco, all'interno di questo concorso, che è diventato anche un concorso internazionale, e quindi fa anche pandan con quello che è l'internazionalità del nostro prodotto Prosecco, che è bevuto in tutto il mondo, l'augurio è che il nostro piccolo contributo possa dare, ecco, un aiuto proficuo a questi giovani per trovare uno sbocco nella loro attività futura. Il nostro dovere credo che sia questo. Poi non siamo così, diciamo, non dico altruisti, com'è che si può dire, magnanimi di dare, perché facciamo anche delle cose dove andiamo a investire anche quote importanti nello sport, ma quello che è la sensibilità del consorzio la manifestiamo nell'ambito culturale da diversi anni, sostenendo appunto altre attività, ma tenendo anche conto che siamo da diversi anni il vino d'onore all'Ermitage, siamo di casa nell'Ermitage. Adesso che è un museo dove c'è una raccolta vastissima di artisti italiani, soprattutto veneti, e fra poco tempo andremo a presentare la nostra ultima creatura, il Prosecco Rosé, all'Ermitage, quindi andrà vicino alle statue del Canova
e quant'altro. Ecco, siamo vicini a quella che è il sostegno della storia, della cultura del nostro territorio, perché vogliamo, e questo lo dicevo anche in conferenza stampa, che non passi come un greenwashing, come si dice oggi, quindi un fare mecenatismo per coprire gli occhi a qualcuno, ma perché ci crediamo in questo territorio, crediamo veramente che dobbiamo esprimere amore per il territorio attraverso il sostegno di queste attività, ma anche quello che è un tema che la dottoressa Filini sa benissimo, che è quello della sostenibilità ambientale, dove cercheremo di far di tutto perché veramente l'amore che i produttori di Prosecco vogliono esprimere attraverso la loro partecipazione alle manifestazioni del territorio possa essere proprio di far capire quanto bene vogliamo a questa terra. Bene, quindi un'operazione di senso, non un'operazione solo appunto commerciale. Noi ci limitiamo alla sostenibilità sociale e quindi economica anche della musica, che sarebbe un grandissimo obiettivo da ottenere. Concludo un po' con questa battuta, concludo ringraziando appunto le persone che qui insomma insieme a me hanno messo in piedi questo ragionamento a margine del concorso di Vittorio Veneto, e che è stato in qualche modo favorito e voluto da un'amministrazione che sulla cultura ha deciso di puntare molto. Quindi io, prima di chiudere, voglio salutare Paola Carruba, che è qui appunto accanto a me, Paola Damiani, che ci ha seguito appunto da remoto ed è negli studi di Radio 3, la salutiamo, Enrico Girardi qui appunto vicino a me, Roberto Antonello, Paolo Troncon, Stefano Daros, Francesco De Angelis, Stefano Zanette. Grazie a voi tutti e permettete da questo palcoscenico di fare un in bocca al lupo ai 3 concorrenti che si sfideranno domani nella sentitissima finale del appunto 32esimo concorso internazionale di violino di Vittorio Veneto. Buona serata.